Ben ritrovati con Televideo Agrigento e Target, il vostro appuntamento settimanale sul digitale terrestre della nostra emittente, l'LCN 92, in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, naturalmente in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv. Una settimana importante non solo per la Sicilia ma per il mondo intero, gli incontri dei capi di Stato e di Governo che culmineranno con il G7 di Taormina. Veramente io volevo fare uno speciale G7, ma poi ho detto ne parla tutto il mondo, meglio che io rimango con quelle che ormai da diversi anni, quasi 10, insomma, sono le prerogative della mia trasmissione che tanto riscontro ha per fortuna in voi che ogni settimana date riscontro a quello che noi vi proponiamo, insomma cerchiamo di amplificare quelle piccole e grandi realtà del nostro territorio. Dicono che ci riusciamo bene e di questo siamo veramente soddisfatti. Maggio è anche il mese della Madonna, è stato il mese dove ha prevalso la cultura, specialmente quella della carta stampata, nel Salone del Libro. Anche noi qui nel nostro territorio insomma, abbiamo un appuntamento importante che è già iniziato e che proprio sarà uno degli oggetti della puntata di oggi. Ma passo subito a presentarvi gli ospiti che con me vi terranno compagnia per circa un'ora con argomentazioni che insomma, sono convinto che riterrete interessanti. Grazie della presenza ad Angela Parisi, lei è la presidente dell'Associazione Alzheimer di Agrigento. Buonasera. Accanto a lei Angelo Fregapane, advisor di Gazprom Stoi, nonché responsabile estero di Impresa Italia Network. Buonasera. Laura Mossuto, lei è consigliera capogruppo del Partito Democratico. Buonasera. Al comune di Favara. E poi Giovanna Bruccoleri da qualche giorno in questa nuova avventura quale responsabile di Adiconsum della sezione di Favara. Buonasera. E dicevamo del grande appuntamento con la cultura del nostro territorio, itinerante perché la strada deve essere percorsa. Lui è l'amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, Gaetano Pendolino. Buonasera. E con lui anche il Festival degli Scrittori di cui parleremo. E il nostro ospite musicale, il cantautore Bartolomeo. Buonasera. Allora Gaetano, dicevo questo percorso importante, questo festival itinerante che percorre quella che ormai non è più la 640 ma conosciuta da tutti come strada degli scrittori, e il distretto turistico ha voluto incentrare proprio su questo nome il suo festival e la sua promozione del territorio, della cultura del territorio. Sì, abbiamo organizzato questo festival della strada degli scrittori che ci porta per 2 mesi in giro per le 6 città della strada degli scrittori, da Porto Empedocle per il primo weekend dedicato a Camilleri. Prima per la verità abbiamo iniziato con Favara con Russello, abbiamo continuato con Porto Empedocle con Andrea Camilleri. Questa settimana saremo a Racalmuto da giovedì a domenica per Leonardo Sciascia. Continueremo con Agrigento la settimana con il ponte del 2 giugno su Agrigento, poi andremo a Caltanissetta con Rosso San Secondo. Completeremo questo giro della strada degli scrittori con Palma Montechiaro, con Tomasi Lampedusa. Un appuntamento importante, dicevo nell'introduzione, riferendomi anche al Salone del Libro di Torino, insomma, perché c'è veramente la cultura legata al territorio con la C maiuscola. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro abbiamo uno stretto legame con il Salone del Libro, nel senso che l'attuale presidente del Salone del Libro, che è Massimo Brai, sarà il coordinatore del primo master di scrittura che il festival presenterà e che si realizzerà a Racalmuto dall'1 al 7 luglio con grossissime presenze di livello nazionale e internazionale, che consentiranno agli scrittori locali, ai docenti e coloro i quali vorranno approfondire le tematiche della letteratura e della cultura e comunque della scrittura di conoscere meglio quali sono, diciamo, le condizioni, gli elementi per scrivere bene e quindi avere poi successo nella scrittura, quindi
per avere poi una presenza costante anche nelle librerie, eccetera. Io vedendo il tuo dispenser di cartoline avevo pensato invece di iniziare la trasmissione in un altro modo, poi invece mi sono concentrato con quel dispenser e un po' insomma mi ha distratto. La cartolina cos'è? È il logo quello scelto anche dalla 640 con l'ANAS, dove sono raffigurati tutti gli scrittori insomma della strada, no? Sì, questo è in buona sostanza il tema conduttore della strada degli scrittori, che è poi il cartellone, la segnaletica stradale posta in essere per l'inaugurazione della strada degli scrittori all'ingresso della nuova doppia corsia, quindi quasi autostrada, che richiamiamo e che riportiamo all'interno del festival. Perché sarà anche un tema presente tutto l'anno. Considerate che la strada degli scrittori, non appena sarà completa, avrà un altro pannello di questo genere al versante nord, quindi all'ingresso dell'autostrada di Palermo-Catania, e poi tutti gli ingressi, diciamo gli accessi alle città degli autori saranno segnati con una segnaletica di questo tipo, un po' più piccola, ma che delineerà la terra di Russello, la terra di Sciacia, la terra di Pirandello, eccetera. Sarà una straordinaria azione di marketing territoriale, probabilmente la più grossa fatta in questo territorio, che al territorio costa zero, perché tutto si sta caricando l'ANAS con questo progetto, e che porterà a conoscere la strada degli scrittori, quindi col potenziale culturale ma anche economico, perché l'idea progettuale della strada degli scrittori è quella di mettere a sistema le eccellenze non soltanto letterarie e culturali, ma anche risorse agroalimentari, le emergenze turistico-culturali, architettoniche, e questo far diventare un asse normale viario, un'infrastrutturazione viaria in un'infrastrutturazione culturale e di sviluppo del territorio stesso. Quindi abbiamo ripreso proprio per questo motivo. Sì, dato che tu hai delle confidenze con l'ANAS, non sto scherzando, c'era Laura Mossuto insomma, che voleva che tu ti facessi portavoce di un qualcosa che c'entra con l'ANAS, perché c'è il ponte di Petrusa che è chiuso. No? Per noi, per le comunità oggi, per la comunità favarese e quella agrigentina, veramente è un problema spostarsi. Io percorro quella strada quasi tutti i giorni, chi per lavoro lo fa, è veramente una situazione insostenibile. Giusto ieri con una rappresentanza della CISL, una serie di consiglieri comunali di Agrigento e Favara, abbiamo ritenuto di dover interessare il prefetto, che si è messo a disposizione per cercare di sbloccare questa situazione. Si tratta di una variante, un progetto, ci parlano di 18 mesi per rielaborare il progetto, quindi in fase esecutiva io non so quanto tempo ci vorrà in effetti, quindi approfittiamone. Vabbè, no, era una battuta per prendere lo spunto. No, però dico, questo è un po' sintomatico, grandi opere. Di questo grande disagio delle due comunità, il ponte Petrusa non è più percorribile, quindi non si può arrivare celermente ad Agrigento, specialmente il polo universitario, il tribunale, tutto quello che è lì, e c'è stata anche una grande manifestazione con l'elemento trainante la CISL. Sì, l'elemento trainante la CISL, ma devo dire che c'è stata una vastissima adesione di quasi tutti i consiglieri comunali, associazioni, l'Arci e una serie di altre. È chiaro che questo è un problema che non ha parti politiche, è un problema che non ha scopi personali. Non avere a disposizione una strada che peraltro è fondamentale per due comunità, parlo, adesso mi approprio anche di un interesse che non è il mio. C'era la polizia penitenziaria, un rappresentante il quale ci diceva: noi con i mezzi pesanti per percorrere 3 chilometri ci troviamo a fare una strada assurda. Dico, ci sono anche ragioni ed esigenze di sicurezza pubblica e del bene comune. Dico, quella fu una manifestazione che ha impegnato un paio di settimane fa la comunità favarese, agrigentina, le cariche politiche, le istituzioni, sindaco, giunta di entrambi i comuni. Non ha avuto parti politiche, l'idea è quella di sbloccare una situazione che oggettivamente è insostenibile e intollerabile. Quindi magari come i rappresentanti dei consumatori potremmo inventare, non lo so, una class action, una protesta di massa, certo. No? Che dici? Dovevo essere presente anche io a questa riunione col prefetto, in realtà poi non è stato possibile per un impedimento diciamo personale e professionale. Io ne approfitto anche per presentarmi, perché sono la nuova responsabile di Adiconsum dello sportello di Favara, sito in via Ugo Foscolo 69. E ringrazio per questo incarico il responsabile provinciale Giuseppe Bosciglio, nonché Maurizio Saia, il segretario della CISL, per questa opportunità e questo incarico
che mi auguro e mi impegno comunque diciamo, affinché lo riesco ad assolvere nel miglior modo possibile. Insomma, i consumatori ne hanno di cose da protestare, Sì, ci sarà un lavoro credo molto intenso. Sì, perché noi comunque siamo a tutela del consumatore che è soggetto a vessazioni o a politiche commerciali scorrette. Noi parliamo di banche, di Enel, energia, quindi telecomunicazioni, quindi il consumatore che ha subito diciamo, una vessazione del genere può rivolgersi al nostro sportello, nello specifico su Favara ci sono io, e quindi dopo essere comunque associato dell'associazione, essere comunque socio della stessa, possiamo iniziare un percorso, avviare una trattativa in fase stragiudiziale attraverso un reclamo prima, per poi arrivare anche alla conciliazione ove ce ne fosse il bisogno, per cercare di definirla. Io devo dire che sono da poco nominata, da appena 2 o 3 giorni, però ho preso... Ti daremo il tempo di sederti e poi magari ci farai un primo resoconto di quelle che sono le dimostranze o comunque le richieste più importanti dei cittadini. Certo. Angela Parisi, perché lo tieni lì quel povero manifesto? Insomma, esponiamo la strada degli scrittori, ma questo credo che abbia veramente la necessità di essere pubblicizzato, perché è un fatto nobile e importante, ovvero il 5 per il 1000 per l'associazione Alzheimer. Sì, e questo cartello chiaramente invita coloro che devono in questi giorni fare la dichiarazione dei redditi a destinare il 5 per 1000 che non costa nulla alla nostra associazione. Io però devo dirvi pure quello che facciamo come associazione. Sì, ma intanto abbiamo lanciato il messaggio, quindi chi è che va a fare la dichiarazione dei redditi dirà al suo commercialista di può fare una scelta di volontariato, dell'associazione di volontariato, e donare il 5 per 1000 alla nostra associazione, che è un'associazione che svolge la sua attività proprio nel territorio. Noi non abbiamo diluizioni o questa cifra che verrà donata verrà tutta impiegata nella nostra realtà, nei comuni che sono vicini alla città di Agrigento, perché la nostra associazione, che è nata appunto più di 10 anni fa, ha svolto questa attività con le famiglie dei malati di Alzheimer, perché voi sapete che l'Alzheimer oggi se ne comincia a parlare molto di più, sappiamo che sono delle cifre esponenziali in crescita, perché con l'allungamento... Ci siamo visti, hai detto che sì, anche qui nella nostra zona il numero cresce. Non solo il numero cresce, cioè avevamo detto anche il fatto che ci sono molti più giovani, soggetti anche sessantenni o anche con un'età inferiore ai 60 anni che vengono colpiti da questa patologia. La ricerca va avanti, noi sappiamo che in tutto il mondo, anzi l'Italia diciamo che destina molto poco per quanto riguarda diciamo, gli studi su questa patologia, però ci sono studi in tutto il mondo e quindi questo ci lascia sperare. Il problema è che questa patologia colpisce non solo il malato, la persona che viene affetta dalla malattia, ma colpisce tutta la famiglia. Infatti il nostro ruolo è proprio quello di andare a sostenere, a dare un minimo di sollievo in più, ad aiutare ad approcciarsi nel migliore dei modi a questa malattia, perché dopo che la malattia si è sviluppata e che la persona inserita nella famiglia vive questa problematica, il problema si allarga e coinvolge tutti i caregiver, cioè tutti coloro che sono a contatto del malato e che devono quindi aiutarlo a vivere questa malattia nel migliore dei modi, nel senso di mantenere sempre alta anche la dignità del malato. Bene, continueremo a parlare di questo vostro impegno sicuramente lodevole. E poi quando il direttore Arturo Cantella mi ha presentato la lista degli ospiti, comunque delle persone che oggi erano con me qui in trasmissione, conoscevo Angelo Fragapane, però non sapevo di questo prestigioso incarico di advisor di Gazprom Stroi, anche perché ricollegando Gazprom io me ne vado subito in Russia, insomma. Ma qui in Sicilia come siamo presenti? Ma siamo russi di nascita, ma è chiaro che la volontà della casa madre di ampliare la sua presenza in Italia, attraverso la mia presenza e non solo, ci consente oggi di guardare con un occhio di attenzione la Sicilia. Io, da buon siciliano che ama la sua terra, il primo incontro che ho avuto con i russi mi ha consentito di dire: state attenti che c'è una gran bella realtà che si affaccia sul Mediterraneo sulla quale dovete
dare un occhio particolare di attenzione. Quindi subito il pensiero: cosa può fare Gazprom in Sicilia? Ma Gazprom può fare tante cose in Sicilia. Il problema è le mie remore quando parlo della mia Sicilia sono sempre le stesse, perché poc'anzi sentir dire al consigliere comunale di Favara, al capogruppo del PD, che per fare un progetto esecutivo di un ponte che so essere 150 metri. di 150 metri occorrono 18 mesi, io subito il pensiero va a quella che è la mia prima realizzazione in Sicilia. Per fare un centro di stoccaggio che ha bisogno di una serie di autorizzazioni, quanti secoli avrò bisogno? Vale la pena farlo in Sicilia o è meglio avvicinarmi in quella che è l'isola di Malta, che mi avvicina ulteriormente ai paesi del Mediterraneo, dove so che nell'arco di un mese riuscirò ad avere tutte le autorizzazioni? No, sicuramente dobbiamo venire in Sicilia, anche perché insomma, io non sono un grande tifoso di calcio, però immaginate Gazprom ci porta. Ma il problema è che tu non sei tifoso di calcio, però ti posso dire che Gazprom, che gran parte della popolazione conosce come il produttore del gas, che è quello che apre e chiude i rubinetti, che decide se farti stare al calduccio o meno, ha tra le sue filosofie interne tutta una serie di attività che vanno dal sociale allo sportivo, all'attenzione dei paesi poveri. Ci sono una serie di investimenti pronti per i paesi africani per sviluppare alcuni temi. Anche lì Gazprom e Gazprom Stroy in modo particolare, che è l'anello operativo, chiaramente è nelle condizioni di sviluppare alcune cose. Però torno a ripetere, ed è un appello che faccio alla classe politica in genere: se volete che i capitali stranieri arrivano nell'isola e producano occupazione, dovete fare una cosa semplice: agevolare il percorso burocratico, perché altrimenti la gente scappa. E quello è il problema. Ragione per cui io ce la metterò tutta, ma è chiaro ed evidente che ove per raggiungere i risultati che mi chiede la casa madre io dovrò aspettare tutta una serie di periodi. E scontrarsi a volte con è chiaro ed evidente che io non posso dire a chi opera in Russia chiudi i rubinetti perché ancora in Sicilia non siamo pronti. Queste sono cose che già l'Italia ha pagato uno scotto, perché dovevamo fare un anello di collegamento con l'Italia, si è preferito alla fine farlo in Turchia, dove le cose sono andate benissimo e già la pipeline è stata conclusa e siamo in condizione di operare su tutta quella che è la sfera di competenza. E questo... Però io vedo che parli con amore della tua terra, e forse un po' te ne duole di questa carenza. Ma è evidente, perché io mi sono speso da una vita per far crescere la mia popolazione. Io ho agevolato il percorso dei tanti giovani nelle mie esperienze passate, ho creato tanta occupazione, mi sono sempre speso, però registro con rammarico che dopo 14 anni della mia assenza dal mio territorio ho trovato le cose peggiorate. Non vedo segnali, non vedo percorsi che possono agevolare la presenza straniera. Sì, abbiamo un mare splendido, abbiamo tutto il nostro parco archeologico, abbiamo tesori che solo Dio sa quanto è bello, abbiamo una cultura di cui parlava poc'anzi Gaetano, con tutti i percorsi che ben ha espresso poc'anzi. Però il problema è: chi vuole investire, vuole risultati in termini di ritorno economico. Ove questo ritorno non c'è per le beghe burocratiche, è chiaro ed evidente che va verso liti dove c'è più serenità, dove non trova ostacoli e quindi può sviluppare il processo, può creare occupazione, può dare maggiore economia e quindi lusso e benessere alle popolazioni, però deve rispondere ad una mission che non può essere la mission impossible. Però un agrigentino inserito così in alto in Gazprom, insomma, per noi dovrebbe essere almeno una speranza, no? Ma la speranza, diceva qualcuno, è l'ultima a morire. Io mi auguro che invece di parlare di speranza, come sono abituato, parliamo di certezze. Io qui c'è un percorso avviato, insomma, svegliamo le carte. Dai. Allora, diciamo che il primo percorso che è già avviato è creare lo snodo di un centro di bunkeraggio, cioè che significa in termine tecnico portare le navi a scaricare da noi e fare il bunker materialmente per poter poi distribuire il prodotto. Questo io lo voglio realizzare in Sicilia, è un mio ardente desiderio.
con tutte quelle che saranno i problemi. Io non sono di fronte ai problemi, io moltiplico le mie energie. Perché si è fatto un rapportamento che è fermo, è fermo, e non si sa. Ma il problema non è il rigassificatore, perché la nostra struttura esula da questo tipo di discorso. Per dire delle problematiche il problema è semplice. Se noi dobbiamo realizzare economia reale, non chiacchiere, io non sono politico, non faccio politica, amo i politici che sono concreti, quelli che fanno chiacchiere non appartengono alla mia sfera di amicizie. Il problema è però che per dare certezze e poi investire parte degli utili, perché questa è la filosofia di Gazprom Destroy, in case di riposo, in tutta una serie di strutture di sociale, in altri ambiti, abbiamo bisogno di certezze. Se queste certezze non le registreremo, mio malgrado e malgrado tutta la mia buona volontà, il mio buon pensiero verso i siciliani, verso la mia terra, verso Agrigento, saremo costretti ad emigrare. Ma speriamo di no. Parleremo ancora anche con Angelo Fragapane degli altri incarichi, delle altre esperienze. Aveva accennato solo una parola politica buona, Laura aveva detto così, no? C'è anche la politica buona, dico, voi ne siete un po' i rappresentanti, anche se da qualche tempo registriamo a Favara un po' di contrasto tra opposizione, tra maggioranza, insomma cose che non vanno, e poi insomma, con la ciliegina sulla torta che è il dissesto finanziario e l'impossibilità almeno per il momento di fare un bilancio stabilmente riequilibrato. Almeno, dico, io non ho oggi notizie fresche da poterti dare, nel senso che politicamente tutto tace. La sindaca e l'assessore a Ramo sono stati l'altro ieri a Roma per cercare di ultimare questo bilancio che ancora non arriva. Noi consiglieri comunali non abbiamo visto nulla, quindi non ho notizie da darti in merito. Abbiamo solo ascoltato le parole degli assessori in conferenza stampa. A parte il bilancio c'è anche un po' di scontro che registriamo quasi quotidianamente. Sì, ma non c'è dialogo? No, non c'è dialogo, non c'è neanche possibilità di dialogo. Siamo costretti purtroppo, e lo dico veramente con estremo dispiacere, a dover richiamare continuamente l'attenzione della maggioranza, perché a Favara noi di opposizione siamo in minoranza. Non solo siamo in minoranza, sembriamo quasi minorati, nel senso che spesso siamo messi in condizione di non poter, benché dico, la volontà ci sia tutta, dare il nostro contributo. Quindi patiamo un po' questa situazione, per cui spesso siamo costretti a sollevare un polverone che poi, devo dire, se ti riferisci alla polemica di questi ultimi 2 giorni con l'assessore Carlino, in alcuni casi assolutamente cercato. C'è stato anche il fatto della convocazione in carattere straordinario e urgente del Consiglio Comunale che voi per esempio quello avete sollecitato e come da regolamento il Presidente ha convocato e che poi non sono stati riconosciuti, quindi nemmeno la possibilità di dibattere. Ma non c'era l'urgenza, peggio, dico, avete sbagliato a chiedere l'urgenza. Abbiamo sbagliato, in verità dico, qualcuno ci ha accusato di peccare di ingenuità politica, non è proprio così, quello è stato l'atto estremo a cui siamo stati costretti, perché dico, nei giorni prima in cui si provava a capire, a conoscere il contenuto di questo benedetto bilancio, qualcuno dimentica che il bilancio è un atto del Consiglio Comunale, è un atto che formalmente predispone la Giunta, ma rimane un atto nostro, del Consiglio Comunale, e ci assumeremo le responsabilità di questo bilancio. Quindi quando in conferenza capigruppo non abbiamo elementi, pur richiedendoli, non abbiamo carte, dico, quelle ce le scordiamo spesso, non abbiamo atti da poter verificare, giudicare, eventualmente anche per dare il nostro contributo, poi si fa una conferenza stampa bypassando il Consiglio Comunale in cui si parla di problemi con la cittadinanza, con tutto quello che è venuto da questa conferenza stampa, è naturale che non avendo altre